verso l'area, colpo di testa per palla che rimane lì, Demiere, miracoloso a smanacciare. Muratore in mezzo a due, la palla viene scaricata su Barri, Ovuso la fa scorrere perché sta arrivando Veca, conclusione dalla distanza che si perde fuori. Serio, il cross immediato diventa un tiro, Demiere in qualche modo, e poi il tapin vincente di Antonio Mercanti che porta in vantaggio il Marineo al 18° minuto. La sterzata, poi Muratore, Antona ancora. Barri può avanzare, zona tiro, conclusione che si perde di poco fuori senza deviazione. C'è la punizione per il Gemini, la batte Mangiapane, pallone in area, il tocco di Pellegrino che di fatto rende ingiocabile il pallone. Cross di Seiter, colpo di testa, la palla non è entrata secondo il direttore di gara dopo il colpo della traversa sul tentativo di Antona. La battuta dell'angolo, Mangiapane, secondo palo, Seiter scheggia il palo esterno l'argentino. Veca, da ultimo uomo, preferisce lanciare e fa bene. C'è Perrone contro Cina, Perrone 1 contro 1, Perrone sterzata, contatto, tutto regolare secondo il direttore di gara per l'entrata di Mangiapane, giallo. C'è l'angolo per il Gemini, lo va a battere Mangiapane sulla spinta dei tifosi, colpo di testa, poi Stassi non è riuscito a correggerla. Mercanti la fa scendere, va a Mercanti, la piazza in mezzo e c'è l'arrivo di Peppe Duro, 2-0 di un Marineo estremamente cinico. Il lancio, poi può avanzare Seiter che scambia con Barri, ancora Seiter la fa scendere, calcia! Sopra la traversa il tentativo di Lautaro Seiter. Poi attenzione all'inserimento di Veca. Veca calcia! Randazzo! In calcio d'angolo! Di Velardi, poi subentra anche Mercanti, si continua a giocare, allora Velardi può andare, arriva anche Serio, la palla è per lui, Serio in area di rigore, Serio, Demiere si oppone alla grande, poi riceve da Seiter ad un passo dallo 0-3 il Marineo. Muratore, Antona, cross a vuoto tutti, poi la palla arriva dall'altra parte dove c'è Seiter che ripropone questa palla morbida, Barri traversa, poi riesce ad allontanare Duro. Becca, cross secondo palo, Seiter ripropone, c'è Stassi, salva Randazzo ma non basta, il gol del Gemini, la riapre, chi se non lui, chi se non Giorgio Stassi, è 2-1 adesso a San Giovanni. Punizione Gemini con Seiter sul punto di battuta, palla direttamente in porta, Seiter! La ribaltata in 2 minuti il Gemini, è 2-2 dallo 0-2, segna Lautaro Seiter! Poi attenzione perché Mercanti ha preso il tempo a Miceli, è un 3 contro 3, Mercanti, ingresso in area, Mercanti, Demiere a smanacciare e a mettere fuori. Batte Maggio dalle parti di Serio che prova ad arrivare, anticipa l'uscita di Demiere, poi D'Agostino spara alle stelle, occasione per il 2-3 del Marineo. Cerca di aprire, lo fa benissimo per Licata, vediamo se arriva sul pallone il 21, propone subito il cross, Maggio con la spaccata, poi Miceli con la conclusione respinta dalla schiena di Duro, calcio d'angolo. Pallone che arriva in qualche modo a Miceli, Ovuso al limite, tocco per Barri, Barri sinistro ribattuto, poi la palla che diventa buona per Veca, conclusione alta sopra la traversa, mezzo Gemini a terra disperato perché era una grande chance questa.